Wow, aiù, mamma Carmen, ma state sentendo che sta succedendo? Un Napoli prima piglia Navas, poi Dybala e poi anche Cristiano Ronaldo. Ma allora facciamo cose serie, volimmo vincere lo scudetto, con Mait il signor De Laurentiis che vuole portare lo scudetto a Napoli. O sono i giornalisti che hanno preso vino a mezzo con tutto il percoco, hanno lavato, perché già solo fa male in da cervello. Secondo me devono posare il vino con tutte le percoche, perché sparano troppo cazzate. Sigla! Ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87, da quanto tempo che non ci vediamo. Prima di iniziare con il video invito come sempre a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se siete nuovi, attivando la campanellina che è importante per restare aggiornati con i nuovi video di Napoliel e condividete questo video con i vostri amici, parenti e chi vi pare. Ma secondo voi De Laurentiis va a prendere uno di questi tre? Non tutte e tre, perché addirittura i giornali hanno accostato tutte e tre, cioè più strunzate che esse non ci sta. Ma secondo voi anche uno di questi tre nomi citati il Napoli li prende? Più facile Navas, che in uscita potrebbe abbassarsi l'ingaggio, ma anche lui percepiva un ingaggio importante lì dove era Real Madrid, se non mi sbaglio. E comunque ragazzi, anche lui è difficile da prenderlo, visto il tetto ingaggi abbassato da De Laurentiis. Ma secondo voi quello non riesce a rinnovare, a fare il contratto a Mertens di 2 milioni e mezzo ad anno, spalmato in 2 anni 5 milioni? Perché o per chiuse De Laurentiis non vuole cacciare i soldi, ma anche 2 milioni ad Ospina che è costretto anche a lui a mandarlo a scadenza di contratto e svincolarlo. Abbiamo perso Ospina, Mertens dopo il capitano, dopo Insigne che è già a Toronto, cioè. E noi andiamo a prendere Cristiano Ronaldo, Dybala o Navas. Ma quale un film ha visto? Chi se ne fa tanti film di Laurentiis? Chi se ne un film rosso, ma un film che fa ridere la gente. Pusiamo vino a mezzo, veramente. Sti giornalisti che sparano cazzate a destra e a sinistra. E senti tutto Napoli, senti i Palmieri, Calcio Napoli 24, i giornali inglesi. E basta. Fate solo sperare ai giovani, perché io non ci credo più a sti cazzate. Quante cazzate sentiamo dire ancora, giorno dopo giorno, accostare campioni o giocatori di livello che il Napoli non può permettersi, perché non riesce a rinnovare contratti come quelli di Mertens o Spina fattibili. Koulibaly ancora non si sa se resta, potrebbe essere l'ultimo giocatore del 2018, dell'annata 2018, quando il Napoli era vicino a vincere lo scudetto. Rischiamo di perdere anche Koulibaly e questi pensano ad accostare Dybala, Ronaldo e Messi e chi cazzi è al Napoli. Ma basta con questi strunzati, fate illudere solo i tifosi che amano questa maglia, che ci tengono ai colori del Napoli. Basta, De Laurentiis, fa qualcosa, acquista qualche giocatore che faccia emozionare, che faccia venire l'entusiasmo a Napoli, quello che manca, perché dopo aver perso Higuain e Cavani, Hamsik che è andato via, cioè manca qualcosa, ma anche un rinnovo a Mertens, perché Mertens non merita un addio così, non merita una fine così, dopo aver dato tanto al Napoli, dopo essere stato il cannoniere del Napoli, di questa maglia, ha fatto la storia lui. Merita un finale diverso, invece è stata trattata a pezzo in culo, come ha fatto qua al Piolo, come hai fatto con Higuain, anche se Higuain ha sbagliato anche lui, però tu puttante ti hai comportato così, a colpe tu hai costruito un Napoli vincente, ma poi lo stai distruggendo piano piano. Diciamoci la verità, perché non è poi solo meriti tuoi se siamo qui, ma il merito è anche degli allenatori. È vero, gli allenatori li hai scelti te, però ora tutto quel di buono che hai fatto stai buttando in cesso, perché stai facendo questo, stai facendo. Noi vogliamo qualcosa di concreto, no nomi a destra e a sinistra, sono io il vostro Cavani, sono io il vostro Mertens e c'hanno tutto cazzo, perché ci vai tu in mezzo campo, De Laurentiis, ci fai vincere te qualcosa,
Noi con te non vinciamo mai un cazzo, e questa è la realtà, e questa è la cosa veritiera, non Ronaldo accostato al Napoli o Dybala. Perché con te non si vince niente, perché tu un acquisto del genere a noi non ce lo farai mai, non sei Ferlaino, non ci sei, nemmeno un pelo suo sì. Perché tu se investi sul Napoli così si vince, devi investire, devi cercare di portare qualche campione per far sognare la piazza e per far vincere qualcosa. Perché noi, a parte la Coppa Italia, poi non vinciamo niente, non vinciamo niente. E sono 30 anni e passa che non si vince niente. E ci fate pure illudere con questi nomi accostati. E basta. Non se ne può più, ci avete fatti scendere. Basta. Usate vino, giornalisti, giornalai, quante ne siete voi? Che state sparando solo strunzate. Riguardo a De Laurentiis, ha fatto l'acquisto di Olivera, bene, ha fatto quello di Kvaratskhelia, pare un numero un Pokémon, Kavachica, che è un Pokémon, comunque, a vederlo sembra un buon prospetto, giovane e talentuoso, abbiamo visto con la nazionale, tra assist e gol, l'occhio per questo giovane c'è, bisogna vederlo in Italia, però il talento non manca, ha fatto vedere di aver talento. Va bene, Kvaratskhelia qui, però bisogna prendere anche qualche giocatore di esperienza. Non possiamo contare sui giovani. Questo è un giocatore che bisogna farlo crescere pian piano. Ci vuole anche giocatori con esperienza per poter vincere, per poter ambire a vincere qualcosa di importante. E tu già ci hai mandato via, praticamente già svingolato Mertens, che c'è tanta esperienza, e Ospina. C'è due punti di riferimento di questo Napoli. E se ci mandi via pure Koulibaly, ci metti che pezzo culo. Diciamoci la verità, ci mandi proprio, cioè in damme, ci mandi proprio là, ci mandi. Bisogna fare qualcosa, bisogna trattenerli. Speriamo che ci ripensi e che a Mertens lo richiami e gli dai il contratto, gli fai firmare il contratto, lo fai finire a Napoli. Ci faresti felici a tutti noi. È come aver preso Cristiano Ronaldo, rinnovare Mertens. È vero, non è Cristiano Ronaldo, ma per noi lo è. Per noi lo è, perché noi l'amiamo così tanto. Noi, rispetto a te, De Laurentiis, noi l'amiamo questa maglia, amiamo i colori, amiamo il Napoli. Tu ami la tasca, ami i soldi e basta. Perché se tu veramente ci tenevi a noi, tenevi alla piazza, tenevi al Napoli, ai tifosi, tu facevi qualcosa di importante e ci facevi vincere qualcosa che noi sogniamo da tempo, invece non l'hai fatto mai. E io non mi scordo, quando mancava poco per vincere i campionati a gennaio, andassi a acquistare Grassi e Reggini, non me lo scordo, non me lo dimentico. E chi so scordo? Mamma mia, va più a chi si gioca che basta, senti minchiata a destra e a sinistra, vogliamo concretezza, vogliamo ufficialità, vogliamo nomi veritieri, no cazzate sparate a destra e a sinistra. E mo fa qualcosa, fai qualcosa, se non prendi Mertens, se non rinnovi Mertens, vogliamo qualcosa di importante. Voglio vedere che si fa l'abbonamento chissà, o voglio proprio vedere, e tu questo ti meriteresti. Pochi abbonamenti e poche persone che vanno a seguire il Napoli allo stadio. Purtroppo noi siamo così attaccati al Napoli che lo facciamo, nonostante ci sei tu in presidenza, a fare il nostro presidente. E niente ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma se ancora non l'avete fatto, voglio. E non aspettiamo carrozze, iscrivetevi al canale di Napoliello87, mamma mia, voglio. E sogniamo sempre, sogniamo nomi a destra dei campioni, a sinistra, sogniamo lo scudetto, sogniamo l'Europa League, ma che alla fine niente, rimaniamo solo con i sogni, solo quello, rummim tutte le giorni, sognando, e basta. Con questo è tutto ragazzi, buona serata a tutti amici, da Napoliello 87 come sempre, voglio, forza Napoli!